Un bel giorno, bambinetto, sempre io, giocavo tranquillo, a un certo punto, mi sono accasciato. Mio padre mi prende e corre dal medico e io non mi muovevo più, non reagivo più, niente, ero come praticamente o svenuto o morto. Allora, siccome noi abitavamo in questa via, per andare dal medico nell'ambulatorio comunale, si poteva passare su concessione dei proprietari della casa attraverso il cortile di una casa, perché una via tra casa nostra, diciamo, e l'ambulatorio non c'era. Nel cortile che ha attraversato c'era una di queste donne che facevano mesiasa per questo o per quell'altro, e l'ha presa per essere proprio Oguliao, che voi avete scritto Ogumalu, da noi si dice Oguliao. Mi racconta mio padre, perché io ero piccolo, forse avrò avuto 3-4 anni, che questa donna ha detto: cosa ha il bambino? E gli ha raccontato quello. Aspetta un momento. È corsa in casa, ha preso un medaglione, non so quanto fosse grande, solo che era una cosa, me l'ha appoggiata non so come, non so dove, non so con quale formula, e quando io sono arrivato dal medico avevo già ripreso conoscenza, ero di nuovo quasi normale. A parte quello, ciò che io ricordo contro il malocchio è un nastino verde. Lo mettevano al bambino decisamente pafutello, bellino, oppure a un agnellino che ce ne aveva in casa, o un altro animale a cui si teneva in modo particolare, cioè che si presentava bene, quindi poteva essere oggetto di questo malocchio. Ciò che ricordo io è un nastino verde e nient'altro.